Amici delle edicole di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta da Catania, dal Palaspedini, per trasmettervi un nuovo incontro, il nono della Serie B maschile, girone H. Si affronteranno la Cordiner, no scusate, già è iniziata, la Cordiner e l'altra squadra di Catania, la Algoritmi Universal Catania contro la Jolly Cinquefrondi. Qui con me, come sempre, Renato Gallo. Buonasera, alla regia invece c'è Annalisa Gallo. Partenza ritardata, come vedete ancora i giocatori si stanno riscaldando, sono il momento delle battute. C'è stata prima una partita di Serie B, penso, di femminile, quindi la partenza è stata rinviata di un po'. Era prevista per le 18:30 la partita. Come vedete diretta, sì. ancora siamo nelle fasi di riscaldamento. Io ho la cuffia troppo alta, ragazzi. Gli arbitri dell'incontro: il primo Pampalone Giuseppe, il secondo Ciaccio Giovanni. Jolly che viene da una giornata di riposo, quindi ha un po' di mente più fresca. La Algoritmi invece viene da una vittoria per 3-1 contro la Raffaele Lamezia. Jolly che è ancora in prima posizione, ma sì, ha come coinquilino il condominio con l'Ering Pozzallo per differenza 7. L'Ering è prima per appunto la differenza 7, la Jolly seconda a pari punti, 18 punti. Segue la Conad Lamezia, terza posizione con 17 punti. Poi c'è la Gupe 15, Letoianni 14, che sarà anche la prossima avversaria della Jolly al Palaponini, sì, prossima settimana, la ex squadra del nostro libero di Salomone. È vero. Poi sesta la Raffaele Lamezia con 13 punti. Algoritmi, l'avversaria di oggi della Jolly, a 12 punti, settima posizione. Sono tutte rinchiuse lì, le squadre, tutte a pochi punti. Rinchiuse in 6 punti le prime 9 addirittura, e poi ultime 2 in classifica, la Tonno Callipo e il Modica, tutte e due a 0 punti, senza contare ovviamente la famosa squadra da ripescare, Renato. Poi non c'è stata nessuna squadra ripescata e di fatto ogni settimana riposa una squadra. A Vibo si terrà una partita importante che segnerà finalmente un più 1, un più 2, un più 3 alle squadre di coda, sono appunto la Tonno Callipo e il Modica che si scontrano, quindi ci sarà un cambio in fondo alla classifica. Vedremo chi avrà la meglio, ovviamente. Secondo me 3-2 finirà. Li abbiamo incrociati salendo sulla nave, ce ne siamo accorti però quando stavano scendendo. Siamo pronti. Primo arbitro Pampalone Giuseppe, secondo arbitro Ciaccio Giovanni. Stanno per decretare l'inizio dell'incontro. 3/4 d'ora di riscaldamento, un quarto d'ora in meno rispetto al solito per questa partita. Un riscaldamento quindi velocizzato per le squadre che adesso sono alle presentazioni.
e ai saluti adesso. Nella Jolly nuovo arrivo, Renato, un nuovo centrale, Presta. Sì. L'altissimo Presta, la montagna Presta. Sì, ringraziamo Concolino perché è sempre stato pronto quando la società ha avuto bisogno. Quindi al posto di Concolino è arrivato da pochissimi giorni questo centrale, numero 18, molto alto, Andrea Presta. Start and six della Jolly qua a Catania. Numero 1 Samuele Aprile, il numero 3 Mateus Dallagnol, numero 7 Alessandro Bellucci, il numero 10 Giovanni Chillemi, il numero 14 Laganà e il numero 17 Nicolas Nardi, ovviamente libero Francesco Salomone, il numero 6. Numero 2 Bottino, numero 3 Battiato, numero 9 Balsamo, numero 8 Nicolosi, numero 16 Drecai e numero 11 Arezzo, libero il numero 10 Spalletta. Quindi in campo oggi, Gabriele, come l'anno scorso, se ti ricordi, c'è una coppia della musica italiana. Gabriele, seguimi. Mi devi fare da spalla. Ti seguo, vai, dimmi. Chi c'è? Battiato, Balsamo. Ah, ecco. Qualcuno ci chiama, Peppe Longo. Siamo in diretta col mio cellulare, Peppe, non ti posso rispondere. Ho le informazioni su come metterla sul televisore. Non chiamate, non mandate messaggi perché sennò il mio cellulare si ferma. Tutto pronto per la Jolly 5 pronti, il solito 6 che parte con Samuele Aprile al servizio. Nella algoritmi invece la maggior parte della squadra è confermata quella dell'anno scorso. È duro. Tutto pronto, manca solo il fischio dell'arbitro in mezzo al silenzio del palazzetto. Pronto Qualcuno Samuele Aprile. mandi un WhatsApp a Peppe dicendo di non chiamarmi, grazie. Primo muro a 3 per la Jolly. E adesso di nuovo Samuele Aprile al servizio. Solita jump float, sempre in quella posizione, attacco, Altro muro. Bellucci sceglie e trova la gana murato ed è dentro. No. Era in? Sì, sì. Attacco centrale Jolly, un po' in controtempo Nardi, riesce a prenderla lo stesso, poi attacco molto forte della algoritmi, non riesce a prenderla il libero Francesco Salomone. Quindi punteggio sul 2-1 per la squadra di casa. Seconda battuta di Battiato.
E no, è in campo, lascia sfilare Salomone, ma era abbondantemente in campo. Giochiamole. Al servizio il numero 3 della Algoritmi. Battiato. Riceve Matteo Dalagnol, è preso in faccia da una schiacciata l'alzatore. Punto dell'opposto alla Ganà. Vediamo se è tutto a posto, tutto ok. Fair play tra i due, se la ridono anche. Balsamo è stato cecchinato da questa schiacciata. La Ganà al servizio per la Jolly sul 3-2. Palla che tocca il nastro, di nuovo campo Jolly, ancora forte la Ganà, Colpito anche il libero. Sì, oggi ce l'ha con le facce degli avversari. Sulla spalla di Spalletta. 3 pari. Sempre la Ganà al servizio con la sua jump spin, forza meno del solito. Spalletta, primo tempo, Muro. Morato Andrecai ci prova il numero 11 Muro ed Jolly. è sulla linea. Sì, L'arbitro era l'arbitro perfettamente, era Arezzo a schiacciare Muro Jolly. infatti non si sono azzardati nemmeno a protestare i giocatori. Certo, era proprio sulla verticale l'arbitro sulla palla caduta sulla linea. Sorpasso Jolly, quindi 4-3, sempre la Ganà al servizio. E stavolta la palla si ferma sulla nastro. In battuta il numero 9 non è Umberto, ma si chiama Balsamo. Lanzatore +1 Gabriele. Salomone non riceve al meglio, la Ganà alza per Giovanni Chillemi che spinge la palla dall'altra parte. Tocco del Muro. Complimenti all'Algoritmi che è riuscita a sfruttare questa free ball da parte della Jolly molto bene. La Jolly era troppo schiacciata in avanti. Servizio ancora Balsamo, Salomone riceve, Bellucci. Giovanni Chillemi, Muro. Bellucci ancora verso la Ganà, questa volta. Muro viene ripreso. presa. Giovanni Chillemi può solo spingere. Di nuovo Giovanni Chillemi, tocco del Muro, c'è Bottino dietro. Muro di nuovo, copertura. Arezzo ed è out. Out. Mani fuori. Abbiamo visto grandi scambi tra le due squadre, molto brave a difendere ogni pallone. Buone anche le coperture a Muro. Ancora non in partita Salomone, soffre su queste palle tese di Balsamo che questa volta Riceve bene. primo tempo del grande Nardi. Mamma mia. Grande saltatore Gabriele. Sì, non solo, ha un'ottima esecuzione nella schiacciata. Velocità di esecuzione. 6-5. Chillemi al servizio. Salta anche lui. Balsamo fa quello che può. Bellucci È ancora. out, non c'è tocco del Muro. Cercato una palla lunga, il martello Sì, brasiliano della Jolly. È saltato senza rincorsa, non era pronto dopo l'intervento di ricezione di Matteus sotto rete. A servizio Arezzo. Su Salomone. La Ganà che sale ed è out anche questa. Ha cercato l'esterno del Muro la Ganà. Palla però va a finire out. Jolly ancora sotto, ancora Arezzo al servizio
per la Algoritmi. Salomone. Matteus questa volta può saltare, ma di nuovo out. Sì. Deve prendere le misure del campo Matteus Dall'Agnol. Primo time out. Sì. Ha mandato 2 palloni fuori consecutivi. Sì, sono 4 le lunghezze di vantaggio già della Universal. Polimeni infatti è stato bravo qui a chiamare il time out per far ragionare la squadra, che adesso è sotto di 4. Sto cercando di sentire cosa sta dicendo Polimeni. Si sente fino a qua su. Si riparte. Sempre Arezzo al servizio. Salomone ancora in difficoltà. Salomone soffre. Non si è allenato per tutta la settimana, è arrivato a metà settimana. A metà settimana è mancato. Questo poi è il risultato in campo. Ancora jump float sempre su Salomone. La Gana sale e colpisce Arezzo e Balsamo. Ora Polimeni nel cambio con il centrale ha parlato con Salomone. È entrato Samuele Aprile alla battuta. Nicolas Nardi che tira out, ragazzi. Non c'è la Jolly ancora in campo, Sì, 11-6 sta permettendo troppo al Catania. Troppi errori, stiamo regalando tanto. Al servizio Ndrecai. Salomone stavolta riceve primo bene. Tempo di Samuele Aprile che è out. La copertura di Balsamo. Samuele ha colpito bene. Ottimo impatto col pallone. Finalmente Salomone ha preso una palla, anche se in palleggio. Ha permesso la buona giocata a Bellucci. 11-7. Adesso proprio Bellucci al servizio. Spalletta riceve bene. Bottino. Questa volta Salomone in tuffo. Dall'altra parte Salomone recupera, dall'altra parte ancora. La Ganari può ributtare solo di là. Seconda free ball. Primo tempo. Sì. Battiato. Punto. Non riesce a ragionare la Jolly. Ha permesso 2 free ball. Sì, non riusciamo a costruire. Ricezioni errate. Tanto Nicolosi al servizio. (12-7) al pala Spedini. Salto su Salomone. Di nuovo bene. Salomone alza per Matteus. Matteus tira completamente fuori. Non c'è. No, non c'era il tocco. Non c'è lucidità, Gabriele. Sono ancora freddi. Sì, dalla giornata di riposo, ma soprattutto Algoritmi è carica dalla vittoria contro Raffaele Lamezia per 3-1. Sempre su Salomone che comincia a prendere le misure e niente può il muro dell'Algoritmi su questa schiacciata di Mimmo Laganà. E questo deve fare la Jolly, deve cercare la giocata più semplice. Matteus Dall'Agnol deve anche ricevere bene, ovviamente. Molto forte Arezzo riceve bene, sale bene, senza muro, lasciato completamente senza muro. Sì.
era libero di piazzarla dove voleva, ha scelto chi era? di piazzarla Arezzo, il numero 8? su Nicolosi. Mateus Dall'Agnol. Servizio il numero 8, Numero 2 Bottino. 2? No, avevo visto. Sbaglia comunque il servizio. Samuele Aprileo al servizio. Bottino riceve, colpito in faccia dal numero 11 Arezzo, Alessandro Bellucci. Continua a non esserci la Jolly, permette facili attacchi all'algoritmi che ovviamente le sfrutta. Battiato alla battuta su Salomone. Lagana troppo vicina alla palla, nessun tocco. Non c'è in campo. Non la c'è, squadra questo di primo set Cipriottese. sta viaggiando. Altro time out. Sempre chiamato da Mr. Polimeni. Si vede un po' scuro, ma purtroppo l'illuminazione del palazzetto è questa. Devi aumentare tu l'illuminazione, la luminosità, Gabriele. L'abbiamo già aumentata prima. No, così la stai abbassando. Devi alzare. Al massimo. Sì, illuminazione pessima di questo palazzetto, sono accese solo le luci sulla verticale del campo, tutto il resto è buio. Che tra l'altro è pure deviata dalle reti che proteggono il soffitto. Si rientra in campo, Battiato al servizio, 16-9 su Salomone. Primo tempo di Nardi che non si fa pregare due volte. Appena la Jolly ha iniziato a giocare in modo più veloce, ha fatto punto. Quando la ricezione è buona, Gabriele, si riesce a ragionare e si può costruire. Lagana intanto al servizio, al salto, free ball, vediamo se è di nuovo, no, pipe, ma c'è muro e c'è anche una pestata di dalla linea, Mateus. sì. Una volta che era riuscita. 17-10. Forse, se non mi sbaglio, è la prima volta che in questo campionato che la Jolly va così sotto i punti. Balsamo ancora male. No, c'è proprio. Non stiamo giocando. La giornata di riposo fa male, mi sa, a tutte le squadre. Ne è stata testimone anche la Hering Pozzallo contro la Jolly stessa. Sempre Balsamo al servizio su Matteo Bonati. Giovanni Chillemi, tocco del muro, non riesce, Spalletta in tuffo. Pronto Matteo Bonati alla chiamata del mister, anche contro la Tonno Callipo. Tanto Chillemi al servizio. Spalletta riceve bene, costruisce dall'altra parte, tocco del muro, c'è un'invasione. L'azione era partita bene con l'ottima battuta di Giovanni Chillemi, ricevuta molto bene dall'algoritmi. Poi peccato per il tocco sulla rete del muro 5 Frondese. Su Salomone, primo tempo no, Lagana. Lagana non tocca. Ha toccato direttamente il nastro, la palla. Sì, non tocca il muro avversario, ricade nel campo. 20-11, cambio. Esce Lagana e Bellucci, entrano Toffoli. Alberto, sì, Toffoli e Alberto Limberger. Sul 20-11.
primo, riceve Salomone, Toffoli sceglie e trova Nardi. Sì. Molto buona l'esecuzione dell'azione della Jolly. 20-12. Non perfetta l'alzata, Nardi e Toffoli comunque si sono trovati. Toffoli continua a faticare ad entrare nei meccanismi della squadra. Non direi nelle... Nardi intanto al servizio. Mura 1. Toffoli tenta di raggiungere questa palla che finisce tra il pubblico. Drecai al servizio. Su Salomone di nuovo. Alza addirittura Aprile, schiaccia Alberto, palla spinta. Non era bene posizionato Alessandro Toffoli. Toffoli era già partito per andare sotto rete, sì. Aspettando l'intervento dei compagni, troppo in anticipo è partito. Infatti Polimeni ce l'ha proprio con lui. 22-12. Ancora Andrecai al servizio. Salomone riceve, Toffoli addirittura è scivolata, ha cercato e ha trovato Samuele Aprile che ha attaccato molto bene. Sì, questa veloce, per fortuna sono trovati. 22-13. Alberto Limberger al servizio. Arezzo ha ricevuto, Bottino si prepara, ma c'è un muro di spalla. Bottino ci prova. Troppo lontano dal... sbucciano la palla e Limberger mette a terra. Bravo Limberger che ha trovato il punto nonostante un'alzata lontana. Infatti non era nemmeno posizionato bene. Toffoli in bagger è andato addirittura. 22-14. Sempre Limberger al servizio. Ancora molto forte. Arezzo, Bottino, muro, mani out. 23-14. Sempre 9 punti di distacco tra le due squadre. Sì, sono pochi però i punti che ha fatto l'Algoritmi. Il tutto ha fatto la Jolly finora. Esattamente. Tra errori in ricezione, tra errori al servizio, tra invasioni. Di nuovo cambio, Toffoli, Laganà, Limberger, Bellucci. Rientrano tutto pronto, si può ricominciare. Nicolosi al servizio. Su Salomone che riceve bene, Laganà, bella la palla, tocca il soffitto, la ricezione di Spalletta su questa schiacciata perfetta di Laganà. In realtà è andato in bagger Renato. È andato in bagger, non in Spalletta. Sì, finalmente fai... Io mi sono perso, avevo già segnato un 23-14. Sì. Matteo Bonati al servizio. C'è un errore sul tabellone ed è in campo, però prima. Hanno preso una doppia. 23-16. 15. 23-15. Tabellone errato. Bonati ancora al servizio per la Jolly. Molto bene sul libero. Alzata in bagger. Palla spinta, ma c'è Salomone. Bellucci sceglie e trova Laganà. C'è in campo. Incrocia bene. Trova bene l'incrocio delle linee. E ora time out chiamato dal Catania. Il tabellone continua a segnare 23-16. Se non sbaglio è 23-17.
e 23-17 mi dicono dalla regia. L'ha visto il secondo arbitro, stava parlando il collaboratore dello staff Dario Pronesti con il secondo arbitro. Il secondo lo sapeva, se ne è già accorto. 23-17, infatti è stato aggiornato il tabellone del palazzetto. Era giusto dopo una corsa è lunga, sono alti gli spalti come potete vedere. Ancora Jolly, Matteo Bonati sempre sul libero. Pipe, muro di Samuele Aprile. 23-18. Jolly che acquista fiducia e continua ad andare al servizio con Matteo Bonati. Renato ancora sul libero. Pipe stavolta funziona, scusate, No. attacco centrale. Sì. Era stato murato, però la palla torna nel campo Jolly. 24-18, set point per la Algoritmi Universal Catania. Adesso al servizio Bottino. Salomone, Bellucci sceglie e trova Out. scaraventa il pallone fuori. 25-18 finisce il primo set dal Pallaspedini di Catania. Una Jolly assente in questo set, troppi errori a servizio, invasioni. E ha regalato questo set alla Algoritmi. La Jolly aveva iniziato poi, quando già era giù di tanto, ad acquistare fiducia. Stava accumulando punti, ma non sono bastati per riagganciarsi alla partita. Intanto salutano anche i tifosi di qua di Catania. Pressa, intanto ci avvisano, classe 83, alto quanto? 2 metri. 2 metri. 2 metri giusti. Ma difficilmente verrà schierato perché è arrivato da 3-4 giorni. Sì. Era fermo e non gioca da tempo, quindi sta iniziando a sciogliere i muscoli. Intanto vi ricordo come sempre di passare dalla pagina Facebook dell'Edicola di Pinuccio per restare sempre aggiornati. Iscrivetevi al canale YouTube, passate anche dalla pagina Instagram e dal nostro sito continuamente in aggiornamento www.edicoladipinuccio.it. Tutti i link sono in descrizione del video. Fischia il secondo arbitro, squadre che tornano in campo per questo secondo set. Vedremo se la Jolly ha acquistato più fiducia. Intanto sto notando Renato Presta come incoraggia tutti quanti. Sì, si è integrato subito, persona di esperienza, Gabriele. Sì. Classe 83.
Battiato. Salomone. Salomone ancora in difficoltà con le realizzazioni. Sì. Primo tempo, c'è Bellucci che prende la palla. Punto Giorgi. Sì. Matteo Salagnol guarda il campo, guarda il muro piazzato e tocca questa palla delicatamente e farla cadere in campo, non forza. È lo stesso Salagnol al servizio. Siamo ritornati in diretta. Sì, ci risiamo. Intanto vi aggiorniamo sul risultato 3-1 per l'Algoritmi. C'è stato un piccolo problema. Hai posato il telefono sul cavo. Manda la diretta prima. Ci risiamo? Sì. Sempre problemi con il cavetto, ci scusiamo. 4-1 Algoritmi, adesso Catania in +1 con Balsamo al servizio. Su Salomone. Giovanni Chillemi tenta un pallonetto, copertura di Balsamo, Spalletta. Muro della tocco. Out, sì. Ha cercato la palla spinta all'esterno del muro, ma la palla va out. 4-2, ancora 2 punti di distanza tra le due squadre. Adesso Jolly con il centrale polistenese al servizio, Samuele Aprile. Molto su teso Spalletta. Si porta giù la palla scendendo Nicolas Nardi. (5-2) su questo attacco di Nicolosi al servizio Arezzo. Numero 11 Matteus Dall'Agnolo, primo tempo, out. Sì. Da notare come Matteus ha coperto su Salomone, che è in difficoltà. In ogni caso, primo tempo andato out di Nicolas Nardi. Sempre Arezzo al servizio. 6-2. Lagana, un ottimo attacco, recuperata bene anche all'attacco. Bellucci costretto all'alzata, Matteus Dall'Agnol, adesso Muro out, mani out quindi di Lagana. C'è di nuovo un errore sul tabellone del palazzetto, siamo a 6-3 e non 5-3. Non se ne accorgono. Ancora molto Bottino, forte Lagana. Primo tempo, non trattiene Lagana. La vedo dura per la Jolly oggi, troppo dura. Sì, con tutti i blocchi che abbiamo avuto abbiamo perso un po' di gioco. Oh! Mamma mia. No, non si può andare avanti così.
troppo corta. Battuta, sì, si è fermata sul nastro. Chillemi ora al servizio per la Jolly. Out. Continua a fare errori la Jolly 5 frondi. È ovvio che poi perde i set. 8-4, non c'è con la testa proprio la squadra 5 frondese. Nicolosi al servizio, troppo arretrata la ricezione, è in salto ed è out. Può respirare la Jolly. 8-5 con Nardi adesso al servizio, vedremo se la forzerà. 9-5 8-5, non si sa più. Oh! Balsamo non è la prima volta che ci frega così, anche l'anno scorso. Sì, è stato bravo qui. Ha fintato l'alzata a posto 4, invece ha mandato la palla proprio al centro esatto del campo del 5 frondi. 9-5. Salomone, Matteus dall'Agnol, murato, palla viene recuperata addirittura anche Balsamo ed c'è l'attacco, però si ferma sul nastro. 10-6. 9-6. Vabbè. Bellucci al servizio. A palazzetto ancora 9-6. Boh. Palla flottante di Bellucci sul libero, Spalletta, c'è il pallonetto, Bellucci copre, Matteus Dall'Agnol alza e attacca in pallonetto. Ribollo da quest'altra parte con una veloce, con Drecai che fa a segno per il 10-6. No, non c'è proprio la Jolly, no. (10-6). Salomone, Mimmo, Salomone in tuffo, recupera, la Ganà è out, peccato questo incrocio troppo lungo. Time out Polimeni, che sarà piuttosto arrabbiato. Ce l'ha con Matteus Dall'Agnol. No, non ce l'ha con Matteus Dall'Agnol. E con Chillemi. Adesso anche con Nicolas Nardi. Ce l'ha con tutti, ovviamente. Li ha richiamati uno per uno. Erano, Gabriele, indicazioni, non erano richiami, anzi vedo Polimeni piuttosto tranquillo. Insomma. L'abbiamo visto molto più arrabbiato in campo, Gabriele. Intanto Battiato al servizio su Matteus Dall'Agnol, e Matteus si propone, Matteo tira una sventolata sulla faccia di numero 11 era il suo obiettivo, Arezzo. Era il suo obiettivo, cercare un mani Sì, fuori, sì. in questo caso testa fuori. 11-7 e ora proprio Matteus Dall'Agnol al servizio per la Jolly. Tanto Balsamo chiede formazione. Su Bottino, Spalletta e la Rosa. Si ricomincia, la Ganà e la sua palla, però è recuperata. Mamma mia, che recupero. Free ball, out, non c'è tocco. Samuele, ecco che fa l'ingresso in campo Gabriele, eccolo, proprio Presta al posto di Samuele. Debutto del
giovanissimo Presta, che si presta alla sostituzione. Tanto Battiato no, Balsamo, Battiato, Balsamo. Vedremo, Bellucci cerca e trova Chillemi, che a sua volta trova il mani fuori. Stavo notando la bella maglia del libero nell'algoritmi con sì. Spider-Man sulla maglia. Se era rossa era proprio Spider-Man, fosse stata rossa. Ma e intanto Presta al servizio, Gabriele. Su primo tempo Bellucci, Laganà, Murato, erano in tre sotto la palla, si fa male anche Nardi, sotto rete. Sì, a terra. Nardi, ricordiamo, è stato infortunato per parecchio tempo ad inizio anno. Sì, mentre a terra penso che si sono scontrati in tre. Si era ripreso un mese fa, se non sbaglio, Nardi. Si è stato parecchio tempo fermo, si era infortunato già all'inizio, prima dell'inizio del campionato, come spesso accade alla Jolly, perde pezzi già all'inizio come l'anno scorso, Gabriele. 13-8. Matteo Stadagnolo, subito Nardi si fa sentire. Ancora gli fa male qualcosina a Nardi? Sì, si pensa abbia preso un colpo alla spalla, sotto l'ascella, sopra del fianco, penso, in caduta quando erano tutti e tre nel recupero della schiacciata di Laganà. Spalletta, primo tempo, Murato da Nardi. Bravissimo Nardi. Vedremo se la Jolly si risveglierà. 13-10. Fischia l'arbitro, è pronto Laganà al servizio. Ancora molto Bottino forte, che tiene questo, e Bottino si prepara. Punto ancora Jolly. Doppia? Sì, guardate il replay. Evidentemente quando è sceso un muro l'ha presa un'altra volta. C'è un time out di chi? Time out chiamato ovviamente dalla squadra di casa, dal 13-11. coach Lopez. Non ce l'avevo io. Ricordiamo, nella Jolly c'è stato il cambio poco fa, è uscito Samuele Aprile, è entrato Presta, il nuovo centrale. Che adesso ovviamente lascia il posto a Salomone, e in battuta per la Jolly c'è sempre Domenico Laganà, Mimmo per gli amici, con la sua jump spin. Bottino riceve sempre bene e Bottino si prepara alla schiacciata ed è out, ma non so, c'è stato il tocco? Sì. C'è stato il tocco? No, l'ha chiamata dentro l'arbitro. È stata in? L'avete vista in? Il secondo l'ha chiamata in perché ha colpito il nastro. Sì, era dentro. L'abbiamo vista nel replay gentilmente offerto dalla regia di Annalisa Gallo. Tanto Salomone, Doppia, Giovanni Chillemi, no. Fermato, Bottino, tocca, peccato, tocca il soffitto, questa ricezione di Salomone su attacco. E nel momento Chi era? migliore, Arezzo? Chi è stato? nel momento migliore della Jolly si è fatta risentire la Nicolosi, Catania. forse. No, Murato questa volta, ma il muro era lì, ragazzi. Era in ritardo Chillemi sulla copertura, si è tuffato. Sì, ma c'era il muro era lì, doveva cambiare Bellucci. Erano in tre sotto ad aspettare Nicolas. Sì, ancora il muro piazzato bene. E questa è out. Forse c'è un po' troppo gioco prevedibile nella Jolly.
infatti si vede che il muro è sempre ben piazzato. 16-12. Chillemi ancora il servizio. Attenzione, sceglie l'attacco centrale, troppo... si insacca. Nardi era troppo staccato dalla rete e la palla si insacca, le mani non erano invasive. Continua questa serie. Nicolosi al servizio. Su Salomone. Male. Free ball di nuovo. Pallonetto, non c'è nessuno. Ma tra... Ok, ci risiamo, perfetto. È stata staccata giù la corrente, la nostra corrente, e quindi eravamo senza audio perché abbiamo il mixer attaccato alla corrente. Meno male, abbiamo la telecamera e il computer con la batteria. 18-12, squadre di nuovo in campo. Mentre c'è un cambio nell'algoritmi, esce Balsamo ed entra Maccarone. Servizio algoritmi molto tesa su Salomone. Trovato la gana per la Jolly, che a sua volta trova il mani fuori. 18-13 e rientra Balsamo. Era un cambio per alzare il muro. Ora Jolly al servizio con Nicolas Nardi, che non la forza. Jump float, ricevuta male. Ancora Nardi. Bellucci sceglie e trova Matteo Stalagnol, che viene murato. 19-13. Adesso cambio di alzatori nella Jolly. Esce Bellucci, entra Alessandro Tofoli. Sì. E stavolta Lisa, ci risiamo. Eccoci, ci risiamo. Con l'audio ovviamente ancora, ma un muro fuori. Stavano staccando continuamente la spina, purtroppo non ci possiamo farci nulla, l'audio se ne va. 21-14 per l'algoritmi. Meno male che rimane il video. Brutta ancora, brutta ricezione, non c'è la Jolly. 22-14. Stavo dicendo prima che staccassero la corrente che Polimeni era arrabbiatissimo con
Alessandro Bellucci. E anche con Salomone. Infatti adesso l'ha cambiato. Non si può. Debutto per Santa Croce. Andiamo a vedere quanti. Il giovane 2000. Sì, debutto per Santa Croce. Subito si fa sentire. Subito punto Jolly, 22-15. Bravo Santa Croce qui a ricevere. Salomone per niente in giornata. Stessa cosa Bellucci. Purtroppo si era fermato l'audio mentre vi stavo per dire appunto come si è arrabbiato Polimeni con l'alzatore della Jolly. 22-16. Primo tempo no, palla 4, spinta, Muro a 1 di Laganà, molto buono. 22-17. 16. Diamo i numeri. Sì. Matteus Dallagnol al servizio. Ace. Finalmente si fanno sentire. Ace quindi su Spalletta, il libero della Algoritmi, che non riesce a ricevere bene. Santa Croce domani sarà, dopodomani sarà rasato come da tradizione, martedì come da tradizione, non salta questa volta e bravo Santa Croce, bravo, allunga la palla, poi presta Muro ancora Jolly, c'è Chillemi, Tofoli cerca e trova la gamba, forse c'è il tocco del muro, no non c'è. 23-17. Non ci voleva questa, perché la Jolly aveva iniziato a ragionare. Santa Croce che si dà il 5 con Matteus Dallagnol. Balsamo sbaglia il servizio, ha cercato una palla molto corta. Adesso ovviamente Santa Croce esce e lascia il posto all'altro centrale, presta. Bravo Santa Croce in questi pochi punti che ha giocato. Muro intanto Nicolas Nardi, ancora un po' in ritardo, il libero Spalletta, Tofoli sceglie, trova molto bene Nicolas Nardi, è stato bravo nell'alzata Tofoli. 23-19. Adesso al servizio ancora Presta. Balsamo, la palla finisce nel campo della Jolly. Nicolas Nardi non si fa pregare e attacca. 23-20. La Jolly ancora in campo e adesso time out chiamato dalla Algoritmi, secondo di questo set, chiamato dal coach Opis. Polimeni sta dando ancora molte indicazioni, ovviamente molto arrabbiato con la sua squadra. Io lo vedo, sta cercando di farli ragionare al meglio. Spalletta, non si riesce a superare questo muro di Nicolas Nardi, che vola alto, afferra la palla e la rimanda al mittente. 23-21. Sempre Presta al servizio della Jolly. Muro, ma stavolta a mani fuori. 24-21. E si fanno sentire anche pochi tifosi presenti. 3 set point per l'Algoritmi con al servizio Arezzo. La Jolly deve cercare di fare tutto in questo set, altrimenti no, Tofoli, mannaggia, invasione, no, punto. Era invasione aerea di Tofoli, ha tentato. Era ma non poteva fare altro per ricevere, per riprendere questa palla.
2-0 di set per la Algoritmi. Jolly proprio è assente del tutto. Ancora troppi errori. Sono stati una marea di errori in ricezione, completamente ancora assente Salomone, di rientro da una malattia. Per adesso io confermo ancora la mia teoria, Renato, che la giornata di riposo fa male alle squadre. Abbiamo visto Pozzallo contro la Jolly stessa, che ha perso miseramente per 3-0. (2-0 di set qui al Palaspedini di Catania. La katana è un'altra cosa. In effetti ci stanno facendo a fette e quindi dici la katana. Bravo Renato, era tutto calcolato. Ci stanno facendo spiedini, Renato. Siamo al Palaspedini, ci vanno spiedini. Giusto. Cerchiamo di sdrammatizzare un po' su questo 2-0. Vediamo se la Jolly tenterà il tutto per tutto, se riuscirà a rientrare in partita e cercare di recuperare almeno 2 set, non dico di vincerne 3, ma recuperare almeno 2 per non perdere una partita importante. Siamo ancora alla 9ª giornata, ma ogni errore può essere definitivo per un campionato. Ne sappiamo qualcosa dall'anno scorso. E comunque dai nostri calcoli Algoritmo aveva già fatto il suo 25esimo punto un punto prima, perché è saltato un punto al segnapunti, come già era successo nel primo tempo con la Jolly. Poi lo rivedremo quando rivedremo la partita, vediamo se abbiamo tenuto bene il conto o è stato il segnapunti invece a tenerlo bene. Bellucci al servizio, è rientrato Bellucci, è rientrato Salomone, tocco del muro e Salomone copre Giovanni Chillemi e nessuno dei due prende la palla. Subito in vantaggio la Catania. E adesso servizio. Presta che rimane in campo, Gabriele. Sì, al posto di Samuele Abile. Salomone. Murato, ma c'è stato un tocco del muro sulla rete. Pensavo fosse in campo. Era in campo infatti, ma c'è stato il tocco del muro sulla rete. Secondo l'arbitro, io non avevo visto sinceramente. C'è il tocco, c'è invasione? Sì, 1-1. No, io guardavo la palla, non ho visto cosa hanno chiamato gli arbitri. Matteo Stadagnol al servizio. Bottino, sempre su Bottino, riceve sempre bene. Nicolosi. No! È andato Pressa su questo pallone all'ultimo secondo. 2-1. +1
con Balsamo al servizio. Bellucci prende questa palla all'ultimo secondo, ma dai, quasi a terra. Bravo in copertura, ancora Bellucci, poi ricostruzione, out. È stata fortunata in questa azione la Jolly, è stata molto fortunata, perché ci sono stati vari attacchi dopo un momento di confusione. Abbiamo visto infatti Bellucci con il salvataggio in extremis, quasi la palla tocca a terra. Presta intanto al servizio, riceve Spalletta, attacco centrale dall'Agnol, non riesce a prenderla, la palla gli rimane lì e quindi ripassa in vantaggio l'Algoritmi. 3-2. Controlla la formazione, tutto a posto, si può ricominciare. Servizio Algoritmi. Arezzo. Salomone per Bellucci. Oh! Ancora una palla troppo in avanti. Dai! E non è in giornata né Salomone né Bellucci. 4-2. Il Lemi ci aveva pure tentato, poverino. Ancora Arezzo, molto tesa, sempre di nuovo. Nardi non si fa pregare con Bellucci che gli ha offerto una bella palla. 4-3. Ha raddrizzato una ricezione che difficile. 4-3. La Ganà al servizio. Forza ancora. Sempre su bottino si tira. Nicolosi tenta Ora fuori. Secondo fuori. Sbraccia Polimeni in panchina. Drecai al servizio su Salomone. Mamma mia. Chillemi ed è in campo, questa volta sale Chillemi. Dai, dai Giovanni. (5-4). Lo stesso Chillemi al servizio. Che si ferma sul nastro. 6-4. Continuano gli errori della Jolly. Nicolosi. Stavolta Dall'Agnol riceve, attacca pure. No, non l'ha toccato al muro, non l'ha toccato. No. È la palla. È la palla, sì. È la palla, non l'ha toccata questa volta, ha ragione Nardi. 7-4. In ogni caso, cambio. Esce dall'Agnol, entra Limberger. Un cambio abbastanza scontato. Dall'Agnol, Bellucci e Salomone oggi non sono proprio in giornata. Salomone ancora, Bellucci. Limberger a toccare il tetto subito. Limberger a freddo ha sempre messo a terra la palla. Sì, 7-5. Forza. Adesso Salomone lascia spazio a Nardi al servizio. passa la palla con il nastro. Free ball quindi per la Jolly 5 Fronti. Presta Bellucci ha visto un buco. Alleluia. Ha visto un buco e restituisce il favore a Balsamo che ce l'ha fatta nel set precedente.
7-6. Bellucci non cerca spesso il pallonetto, è stato bravo in questa occasione. Beh, ha visto il buco. Sì. Nardi non forza neanche questa volta su Spalletta. Muro in ritardo. Muro in ritardo. Bottino. Il muro della Jolly era in ritardo, ha lasciato Bottino. spazio a Bottino. Poi la palla passa tra le braccia di Nicolas Nardi. Lo stesso Bottino ora al servizio. Continuano gli errori nella Jolly. Bottino, ace. Palla facile, ma Polimeni, Renato, proprio sì, ancora la tachipirina basito, in corpo. Polimeni. Salomone. No, ancora. Di nuovo. Ancora. Di nuovo. Ancora. 10-6. Bottino, Salomone, Bellucci, Limberger ancora, si fa sentire di nuovo. 10-7. Bravo Limberger qui, su 2 palle che ha toccato, 2 le ha messe a terra. (10-7). Jolly che adesso va al servizio con Alessandro Bellucci e quindi Jolly in +1. Sempre su Bottino, che sta ricevendo bene. Out. Può respirare la Jolly adesso, e il capitano anche Giovanni Chillemi si fa sentire gridando. 10-8. Bellucci al servizio. Sempre su Bottino. Tocco del muro. Sfrutta bene questa palla. L'Algoritmi. Sto prendendo la punta delle dita del muro, il 5 frontese, la palla schizza al fondo campo. Battiato al servizio. Era tesa questa palla. Tocco del muro, ma Bottino fa buona guardia. Salomone stavolta è stato bravo. La Canà, dai, ed è in campo. È in campo. Anche Polimeni glielo dice disperatamente ai suoi che era in campo. 12-8. Sempre Battiato. Out questa volta, letta bene. E Limberger si appresta alla battuta. Sul 12-9 per l'Algoritmi. Vedremo se Limberger la forzerà. Sì, non più di tanto, sempre sul libero. Controtempo qui, la coppia Battiato Balsamo e Drecai, ma Balsamo effettua una doppia. 12-10. Ancora Limberger per la Jolly 5 Frondi. sempre sul libero, tocca in realtà non aveva nemmeno toccato il soffitto, ma aveva toccato la rete. E vabbè, vale lo stesso. Sì. Ha toccato il soffitto. Sì. 12-11, Jolly a -1. Tanto il cambio del libero è entrato Cavalli. Bottino fa dentro l'attacco di Bottino. 13-11. Una volta che la Jolly si era portata a -1, risponde sempre l'Algoritmi.
aumentando il vantaggio. Balsamo al servizio. Salomone riceve bene Laganà. No! Murato. Muro imperioso. Assente la copertura. Allunga ancora l'Algoritmi. 14-11, che adesso va in +1 con Balsamo al Anche servizio. prima c'era Balsamo, Gabriele. Sì. Indicazioni del coach Lopis a Balsamo. Oh, Bellucci bravo a sistemare questo bella, pallone. bravo Giovanni, ottima. Bellucci ha ripreso una palla che era Era altissima, quasi, sì, e Giovanni l'ha messa a terra. quasi destinata all'altro campo. Sì, tanto si presta alla battuta. Parata. Presta in copertura Giovanni Chillemi di nuovo, che è in serata. Non tocca signori. Bellucci, Nardi doppia. un po' in doppia. Vede out. Tocco del muro. Sì, confermano anche i giocatori dell'Algoritmi. Non vogliono forse proteste. 14-13. 14-13, non 12. Ho sentito 12 dallo speaker. Presta ancora al servizio Jolly. Presta? Si presta alla battuta. Cavalli. Nicolosi, No, mani fuori. una volta che c'era un buon muro. Sempre 2 le lunghezze di vantaggio. Arezzo si appresta al servizio. Nella Universal Catania, ogni volta che la Jolly si porta a -1 continua ad allungare il vantaggio. E si ferma sul nastro. Laganà ora al servizio per la Jolly 5 Pronni. Time out chiamato dall'Algoritmi da Mr. Lopis. Renato, mi è arrivato un messaggio dall'ex libero della Jolly, da Peppe Zito. Peppe Zito, ciao. Salutiamo. Peppe. Ci ha scritto: Gabberi, siete proprio simpatici oggi in diretta streaming con tutte queste battute divertenti. Ti Ciao ringraziamo. Peppe, salutiamo Peppe e anche i familiari, mamma, papà e fratello che è all'università. Molto forte, sempre sul libero. Primo tempo, Stavolta è stato copertura. preso. Giovanni tenta il pallonetto, tocco del muro. Muro ci riprova in campo. Chi era? Nicolosi? Cufu? Gabriele, chi era? Non lo so, non stavo per no. Nicolosi, sì, ci dice la regia che era il numero 8, intanto Salomone Berger costretto all'alzata in Bagher. va out. Out. 17-14. Drecai. Parata di Limberger, scivola Laganà. Infatti Bellucci aveva cercato quella posizione, Nardi l'ha rimandata nel campo e poi attacco Algoritmi ancora una volta giù nel campo della Jolly. 18-14.
e stavolta il time out lo chiama mister Polimeni, che non riesce a riagganciare la partita. Peppe Zito gioca domani contro l'Ultima TV alle 18 domani. Con le Valley. Conan della Mezia ovviamente sta lottando anche per il primato, sarà contenta di questo risultato, come la Ering Pozzallo. Sì, non sappiamo cosa sta facendo. No, non hanno messo Pozzallo, nemmeno aggiornamenti sulle pagine Facebook, se no controllavo. che ospita le Teste Porito Cosenza. Servizio algoritmi su Salomone. Bellucci. Giovanni Chillemi troppo indietro, tenta un pallonetto e di nuovo Nicolosi. Dentro. Nicolosi non lo ferma più nessuno. E continua a sbracciare Polimeni, è sempre più incredulo. E sto notando anche come grida Presta, che è seduto in panchina. Salomone, Bellucci sceglie. Primo tempo di Nardi. Bene. E da un pezzo non se ne vedevano. 19-15. Nardi sempre a punto. Polimeni chiama Imbesi cambio. e Tofoli. Imbesi e Tofoli, cambio per Lagana e Bellucci. Perché Lagana non si stava facendo sentire più. Bellucci è da tutta la partita che sta giocando, a momenti sì, a momenti no. Vedremo se si faranno sentire anche Tofoli e Invesi. Intanto Chillemi sbaglia il servizio e regala il 20° punto per la Algoritmi, sempre più vicina alla vittoria del match. Salomone, Tofoli sceglie e trova. Bello. Bravissimi, scelta molto rapida, sì, nella Jolly 5 fronti. Nardi passa, sì, Nardi da quell'altezza buca. Eseguita anche bene, 20-16, e Nardi ora va al servizio. Cavalli. Bravo Balsamo a recuperare questo pallone. Tofoli sceglie e trova. È out. Limberger. Sì, era troppo indietro l'alzata di Tofoli. Limberger infatti si è ritrovato con la schiena troppo verso dietro. Ha colpito come poteva. 21-16. Bottino al servizio. Finalmente si è fatto un altro punto. Stavolta è stato Presta, giusto Renato? Sì, Presta. È il primo punto che fa, se non mi sbaglio. E ancora cambio. Rientra Bellucci al posto di Tofoli. E Lagana, sì, al posto di... Al contrario, Bellucci non lo so come l'hanno. Prima Bellucci è entrato per Invesi e Lagana per Tofoli. Ora ero impegnato 21-17 ad aggiornare il mio tabellino. Bellucci, palla flottante. Bella alzata. Out? No. No. 22-17. E c'è il cambio. Il solito Nicolosi. Sì. No, Maccarone entra al posto di Balsamo per alzare il muro. Si è visto nello scorso set questo cambio. Salomone, Bellucci,
E poi Limberger. Tocco del muro, ma c'è copertura. Battiati, palla dall'altra parte, free ball, Laganà, tocco del muro, questa volta anche copertura, Bottino, Bellucci, Salamone in alzata, muro out. Abbiamo visto un po' di difficoltà nel gestire i palloni nell'algoritmo, ovviamente mancava il suo regista, il suo setter, mancava Balsamo e hanno avuto un po' di difficoltà nella gestione della palla. 22-18, Limberger al servizio per la Jolly e sbaglia anche lui. Non è proprio giornata della Jolly. Sì. 23-18. Tra l'altro è stato cambiato anche il libero nell'algoritmi. Cavalli Balsamo al servizio. Cavalli invece di Spalletta. Bellucci, Laganà a terra. Fa sentire. 23-19. Rientra Nardi. E presta al servizio. Nicolosi riceve. No, non era Nicolosi. Mamma mia. Non era Arezzo, perché Nicolosi mette a terra il 24esimo punto. Ben 5 match point per l'algoritmi. Proprio Arezzo adesso va al servizio. Si appresta a portare a casa questo match con un aiuto notevole della Jolly. Ce l'hanno messa tutta i ragazzi. Proprio male. Non passa questa volta Nardi. È il solito Nicolosi. L'hanno presa. Buon recupero. Era buona, accompagnata. Sì. L'ha presa col palmo della mano. Cambio nella Jolly, entra Matteo Bonati e esce. Chi esce? Giovanni Chillemi. Abbiamo visto questo cambio Vai, nella Matteo. partita contro la Tonno Callipo. Sì, vai Matteo. Palla spinta, mani fuori Matteo. (24-20). Laganà al servizio per la Jolly 5 fronti. Riceve sempre Bottino, una pipe ricevuta dalla Jolly. Bellucci sceglie Matteo Bonati molto male. Bonati che non era nella posizione. Vittoria della Algoritmi Universal Catania. E dopo aver visto la migliore Jolly nella partita contro la Hering Pozzallo, speriamo di aver visto la peggiore oggi. Sì. Speriamo per il futuro. Doppia faccia della Jolly, che ha convinto tantissimo in quella partita, conquistando il primato. Oggi nettamente deludente. Noi possiamo chiudere il collegamento qui ricordandovi che la prossima settimana saremo in diretta dal palazzetto dello sport Italo Bonini di Cinque Frondi. Vi ringraziamo per averci seguito fino a qui. La prossima la Jolly la giocherà contro l'ex squadra del nostro libero Francesco Salomone, ovvero il Letoianni. Dicevo, Jolly molto deludente quest'oggi, con giocatori che si sono fatti sentire poco, soprattutto Salomone. Niente, ci possiamo salutare qui. Arrivederci alla prossima in casa contro le Letoianni. Arrivederci anche dalla regista.